Bene raga, ciao a tutti dal comando veneziano, siamo alle ultime delle gare del mondiale. Michael Schumacher 86, Juan Pablo Cume 86, Barrichello 85, tre piloti in un punto. Raikkonen Paul, noi non benissimo, purtroppo nona piazza, siamo in difficoltà in qualifica, però abbiamo Barrichello secondo, Michael Schumacher quarto. Kimi Raikkonen in pole, vediamo cosa combiniamo, vediamo le previsioni meteo che danno sereno. Una stagione praticamente con pochissima pioggia. Ci giochiamo tutto. We're in anti-stall, clutch in and build some revs. Pop, pop, pop. Clutch out, we're green. Go, 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 go. 8th place. P6. Questa è una brutta partenza di Schumi, orrenda partenza di Michael. P5, P5. 4th position, you're in 4th position. Orrenda partenza di 4th Michael. position, you've moved up to P3. Come è partito Juan Pablo Cume. Il Cume è clamorosamente a caccia. È a caccia veneziano. Vuole un altro titolo, è incredibile. Mamma mia, lotta che tra Raikkonen e Ralph. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Devo stare attento, non devo far cappelle. Tanto Raikkonen supera chi e Ralph. Guarda come esce qua, no, 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 Second no. place, you're in second place. No, non ci credo. You've moved down the order into P4. That's P4. Proprio il mio compagno, non ci voleva. Avevamo dato un vantaggio alle Ferrari, qua ancora Fourth errore. position, you're in 4th position. You've fallen into P14. Non ci credo, mi sono salvato anche la lettore. Non ci credo, ho buttato via tutto, ho buttato via tutto, ho buttato via tutto. You've fallen into P14. Ritiro per Jarno. That's moved us up into P13. Ma cosa fa? P12, we have P12. Ma va? Ma vabbè, ma non puoi chiudermi così e frenare. Mamma, sta succedendo di tutto, sta succedendo. Ancora. Allora sono un coglione, però. We've dropped down into P12. Mi sto salvando che la macchina non si è rotta, ma va, la gara disastrosa. Non ne sto facendo una giusta. La tensione sale, non è sempre domenica. E poi nel Napoli c'è anche una gara iper favorevole in realtà. La stiamo buttando via così. Incazzato nero veneziano. Dai, come dai, mamma mia. Attenzione, attenzione, si scontrano. You're in ninth position. Vedi che non capita solo a me, si scontrano anche tra di loro. Che cazzo. Gioco. Che dir bello, vabbè. E dir poco. Però è così un po' per tutti. Veneziano deve darci una svegliata, però. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Ma guardalo! 8th place. You're in 8th place. Siamo in 8th place.
Il problema è che gli altri sono in fuga. Stiamo buttando via il mondiale. No, mamma mia, la perdo tanto. Per le ultime gare la macchina è più scorbutica del solito, purtroppo. Ahimè, ahimè. Che bordello, yellow flag ancora, yellow flag continua. Non la tengo bene, non la tengo la macchina, non la tengo. Giro record di Kimi Raikkonen. Ma Schumacher è scatenato. Schumi sta facendo un finale di stagione incredibile. Okay, Schumi good pace. secondo. Carry on with the job you're doing. Barrichello quinto. Barry quinto, ma il problema è Michael. Speriamo Raikkonen tenga almeno la posizione. Gli stessi punti hanno Juan Pablo, Kume e Michael. Devo prendere più punti possibili, ma che errori, che errori. Ah, Dio mio. Mi serve Bagar davanti, mi serve Bagar davanti. Le due Jaguar stanno rallentando, questo può essere positivo. Un miracolato, poi ha fatto due testa a coda con contatti che dovevano essere da ritiro o comunque da danni gravi, invece non ho subito nulla. Attenzione, le due Jaguar stanno dando battaglia, questo è bene, fuori chiesa, fuori chiesa. Settimo. P7 now. P7. Devo perdere meno punti possibili. Osso dure Michael, che ha 3 titoli mondiali come me, in questa nuova Formula 1, cominciata nel 1998. Ha azzerato tutto, classifiche, vittorie, Albidoro, la nuova Formula 1 è questa. E Veneziano la sta dominando. Dopo i primi 2 anni di assestamento. Mamma mia, come accaccia il Kume. Ma porca miseria, sì, vabbè, però ragazzi, mi frenano in curva. We have P6. Cioè, fioi, mi frenano in curva, gara da dimenticare comunque. Mi frenano in curva, Dio santo. Schumacher secondo, 3 secondi. Ormai la costruttori della Ferrari, altra vittoria. Cioè, l'avrei superato comunque, perché non vado a fare un contatto. Mi sto giocando il mondiale con una Jaguar che posso massacrare, ma mi frena davanti, fiore, cioè, non posso far niente, cioè. Deluso però, deluso, tanti errori, tante sbavature. Una stagione bellissima, perfetta, senza errori, le ultime gare stiamo cappellando. Stiamo sentendo la tensione. Sicuramente non è più la Williams di centro stagione. Non lo piglio Barrichello, dai. Just 3 laps to go now. 3 laps. Schumacher sta anche rosicchiando su Kimi. Schumacher al 90% sarà davanti a noi all'ultima gara. Che beffa atrocissima.
E si piglia anche tanti punti, 8 punti. Su Barrichello ovviamente farà il possibile per non darmi strada. Barrichello sta buttando via l'ennesimo mondiale, incredibile. Sta buttando via l'ennesimo mondiale. Uno perso che ha pari punti se non erro. Dai che Barry è nostro, dai che Barry è nostro. Two laps left. Next time by will be your final lap. Non errori, come non errori. Troviamo il pertugio giusto. Eccolo qua. You have P5, P5. Yes. Ho sfruttato un'indecisione di Barrichello. Da matta abbiamo. Però ultime gare veramente non favorevoli. Schumi sta recuperando tantissimo. Ormai un giro solo, mi mancano troppi errori. Troppi errori. This is your final lap of the race. Niente, se va bene finiamo quinti. Ci giochiamo tutto a Suzuka, ma sarà durissimo. Tutto rimandato al GP del Giappone. No? Vince Raikkonen, questa è almeno una bella notizia. Vince Kimi Raikkonen. Per noi è un quinto posto che è un po' amaro. Barrichello addirittura sesto. Schumi è per la prima volta in prima posizione. Proprio alla vigilia dell'ultima gara. Ragazzi, resa dei conti finale. Barrichello con 88 punti si prende la pole position allo stesso secondo, noi terzi con 90 punti, quindi 2 punti nel su Barrichello, ma incredibilmente Schumacher 94 punti, leader del mondiale all'ultima gara, parte decimo. Quindi la classifica recita così: Michael Schumacher 94, Juan Pablo Cube 90, Rubens Barrichello 88. Ci giochiamo tutto nell'ultima gara. Non è prevista pioggia se non dopo 120 minuti, quindi neanche stavolta non c'è pioggia. Vai raga. La resa dei conti finale: 94 Schumi, 90 il Cume, 88 Barry. Second place, you're in second place. Raga, commenterò pochissimo. La concentrazione è massimale. Devo fare 4 punti più di Schumi e vinco. Perché a parità di punti vinco io 6 vittorie, per me 4 per Schumi. Barrichello mi pare 3. Il Cume a caccia.
Tensione altissima, ragazzi, faccio fatica a commentare. Sapete qua, basta un errore, hai finito. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Dov'è Shumi? Schumacher 13esimo, oddio. Non ci credo, Shumi è 13esimo. Shumi è 13esimo. Yellow flag, yellow flag. C'è stato un incidente, qualcosa non capisco chi ha ritirato. Ralph, il fratello sbagliato. Comunque la Ferrari è campione del mondo costruttori, ovviamente. Forse si sono colpiti i due fratelli, non lo so. Non lo so. Barrichello in fuga, non lo prendo Barrichello. Barrichello a 2 punti, meno di no. Se Barrichello, se vinco a pari punti ancora con Barrichello e perde il mondiale così, cioè, ciao. Suicidio di Barry, ma calma, manca ancora troppo. Non stare attento, se perde la posizione Barrichello vince il mondiale, Incredibile Rubigno. Fastest di Barry. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Schumacher sta perdendo il mondiale così. Sempre 13esimo Schumacher, pazzesco Beppe, pazzesco. Che finale di season. Fisico ai box, fisico ai box. Che tensione Beppe. No. Calma. Ormai Barrichello va a vincere la gara, Il commento non può essere ampio oggi, io chiedo venia, ma mi sto giocando tutto. In questo momento siamo a pari punti Barrichello e Cume, Montoya, ma ho più vittorie io, cioè pazzesco, pazzesco. Fuori chiesa. Ma non sei vicino, ma Barrichello mi sta umiliando. 8 secondi. Ma basta un errore, ho perso il mondiale, Mamma che tensione.
tensione senza un senso logique, come si suol dire. Mamma mia che passo Barrichello, ragazzi. Il Cume è a caccia di gloria. Vuole il quarto titolo iridato da diventare il primo pilota per numero di vittorie del mondiale. Dai fiori, dai. Mamma che tensione. 11 secondi, mi sta asfaltando Barry. No, mamma mia. Mi sta asfaltando Rubigna. Dai fiori, dai. Mamma mia. 12, ma non recupero niente. Mamma quanto perdo. Yellow flag. Intanto va Barrichello. Gara della vita. Frenzen. Incidente. Incredibile Barrichello. Un pilota che senza senso logique. Dunque la Ferrari vince il quinto titolo consecutivo. O il sesto in realtà. Sì, sesto titolo. Sì, non ci credo. Il quinto comunque. O quarto, se non mi ricordo più niente. Sono troppo teso. Errore clamoroso, mi salvo. Parliamo dopo delle classifiche, cazzo. Come stai zitto. Quasi 13 secondi, fiori, mamma mia. Ne abbiamo 5 quasi da Alonso e questo è quello che conta. Se la macchina tiene noi non facciamo cappellotti. Comunque in ogni caso la grande delusione è Schumi che ha completamente fallito il Gran Premio del Giappone. Quindi lui comunque abdica il trono. Three laps remaining.
Just 3 laps to go now. 3 laps. Barrichello sta facendo una gara monumentale comunque, eh. Dai fiori, dai. Concentration, Kume. Concentration. Siamo a un passo da un altro sogno. No. Mamma mia, miracolato. Two laps left. Next time by will be your final lap. 2 laps remaining. Ai box da matta. No! Madonna, cosa ho salvato ancora. Stiamo prendendo parecchio per adesso da Alonso, sentiamo la tensione. Barrichello ha fatto un garone. Mamma mia, ragazzi. 2-6, attenzione Alonso. Attenzione Alonso. No. Non la tengo più, ragazzi, le gomme finite. One laps, final lap. This is your final lap of the race. Final lap in the race. È incredulo Barrichello. Lo sentiamo via radio tesissimo. Il Kume Montoya ancora di più. Potrebbe essere il primo successo per Montoya al mondiale e il quarto per Veneziano. Il Kume vuole dimostrare che può vincere anche in una macchina, non nella macchina migliore, non con la Ferrari. Sarebbe incredibile. Mamma mia, poche curve separano Veneziano dal quarto successo mondiale consecutivo in 6 anni. È pazzesco. Vince Barrichello, ma non esulta perché sa che c'è ancora. Perde un po'. No! No, non ci credo.
Non ci credo. You've dropped into P3. P3. Non ci credo. Non ci credo, Barrichello è campione del mondo. Barrichello è campione del mondo. Cosa ha buttato via l'ultima curva? Il Cume piange. Ragazzi, dopo anche tanta fortuna arriva una beffa atroce, errore mio, fatalità, avevo perso quel secondo su Alonso e perdo il mondiale a 2 punti all'ultima gara, all'ultima curva, incredibile. Barrichello, dopo tanta sfiga invece, vince il suo primo mondiale, 98 punti, secondo Juan Pablo Cuba, 96, tragedia per Montoya, incredibile. 94 Schumacher, mondiale pazzesco, 4 piloti in 4 punti, 3 piloti in 4 punti, poi via via tutti gli altri, Raf 54, Coulter 48, Kimi 46, Alonso 35, Trulli 26, poi via tutti gli altri. Delusione atroce, costruttori domina la Ferrari 192 a 158, poi tutte le altre. Vittorie totali, facciamo 6 vittorie e addirittura Barrichello vince il mondiale con sole 2 gare. Questo fa capire che è un sistema di punti schifoso. 8 vittorie per la Williams, 6 per la Ferrari, poi McLaren 1, Renault 1. Incredibile. Poi il totale anche qua dominiamo con 3 Schumacher, Barrichello 3, anche no, perché in realtà qua più equilibrato, 10, 13, ok. E Ferrari comunque vince anche le pole, vince le pole totali la Ferrari, però noi vinciamo le gare delle pole. 16 gare, 6 vittorie, 4 pole, 9 podi, solo 2 ritiri, ma non basta. Se voglio tenere il volante che nel 2005 devo vincere almeno uno dei 2 mondiali il prossimo anno. La situazione è dura. L'Albo d'Oro recita così: 98 Coulthard, 99 Irvine, 2000, 2001, 2002 Michael Cume, 2003 Barrichello. Nella costruttori dominio Ferrari con 5 vittorie, 5 consecutive. Le classifiche sono queste, ma la delusione è tanta. Un saluto del comandante veneziano. Alla prossima, ciao!